Oggi siamo qui ai piedi della scalinata della Chiesa Madre di Porto Empedocle. L'Istituto Pirandello ha voluto, con una manifestazione ricordare quanti purtroppo hanno perso la vita per lo Stato, per l'impegno, per il dovere. È un'iniziativa che stiamo ricalcando e che in questo momento stanno organizzando oltre 70 scuole siciliane sulla scalinata del Teatro Massimo di Palermo. Un'iniziativa promossa da Libera che ha coinvolto tantissime scuole siciliane, una rete di scuole che mantengono sempre forte l'impegno sulla cultura della legalità. Abbiamo voluto aderire, ma non potendoci spostare abbiamo scelto la nostra scalinata, la scalinata della Chiesa Madre, per leggere con una sequenza ininterrotta i nomi delle 1081 vittime innocenti della mafia. È il nostro contributo, il contributo che la scuola intende offrire affinché il sacrificio di queste persone non finisca nell'oblio, non vadano dimenticate, ma questo giorno di primavera possa segnare anche per i nostri ragazzi una nuova rinascita. Voi siete sempre attenti a queste iniziative, spesso anche su tematiche sociali e civili, organizzate eventi. Sì, in effetti il nostro impegno per la cultura della legalità non si concentra solo nella data odierna, ma è un impegno che svolgiamo 365 giorni all'anno. Certamente approfittiamo di queste occasioni in cui i riflettori sono puntati sull'argomento, per dare il nostro contributo, per sensibilizzare le giovani generazioni, per far sentire che anche la scuola di Porto Empedocle è un presidio di legalità, di giustizia, di correttezza. Una manifestazione importante oggi, questa che si tiene qui, organizzata dall'Istituto Pirandello ai piedi della Chiesa Madre, per ricordare appunto purtroppo le vittime di mafia e non solo. Sì, noi oggi siamo tutti qui riuniti grazie alla dirigente scolastica, la dottoressa Gangarossa, che ha organizzato questo evento in memoria delle vittime di mafia, ma soprattutto la voglio ringraziare per l'attenzione che ha nella sensibilizzazione dei nostri ragazzi, del nostro futuro, del nostro avvenire, perché è fondamentale per noi sapere che i ragazzi, gli uomini del domani vengano a conoscenza di quello che hanno vissuto i nostri cari poliziotti, vittime di mafia, che potevano essere nostri fratelli, i nostri cugini all'interno. Il Comune è sempre attento a queste iniziative? Assolutamente, infatti siamo qui, siamo tutti presenti, anzi più ben vengano queste iniziative, siamo sempre favorevoli e disponibili a tutto ciò.